Un braccialetto elettronico segnala la presenza dell'indagato sotto l'abitazione vietata e fa scattare l'intervento della Polizia di Stato a Terni. Nella serata del 24 marzo, un uomo di 47 anni è stato arrestato in flagranza dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai propri congiunti. L'allarme è partito dal dispositivo elettronico di controllo, che ha rilevato la sua presenza in un'area interdetta in strada Santa Filomena, segnalando immediatamente la violazione alla centrale operativa della questura. Le pattuglie della squadra volante, intervenute sul posto, hanno individuato l'uomo all'interno del perimetro vietato, procedendo al fermo e conducendolo negli uffici per le formalità di rito. L'arresto è stato eseguito in flagranza, come previsto nei casi di violazione delle misure cautelari. Informato dei fatti, il pubblico ministero ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha successivamente convalidato l'arresto, ripristinando le misure cautelari già previste a tutela dei familiari.